Un bel diagonale stretto sul nostro libero che non riesce a difendere. Sì, sembrava la schiacci tu, non io, la schiaccia la tua. Poi finalmente qualcuno ha tirato. Un'altra palla che secondo me deve essere presa in difesa, questa palla fuori dal muro. Questo è il compito del difensore, è riuscire a tenerla. Mattia Cabana dei 9 metri. Il punto di volley Treviso 16-8. Gigi. Altro colpo interessante, cioè questa è una palla, una specie di chiralata lavorata con il palmo della mano, superare il muro. Pecoraro alla battuta. Palla al centro per Moretti. Si va dietro. Chiede probabilmente un'infrazione a rete Vignale, ma questa volta dalla nave ancora Murato in attacco. Sì, ha tirato sulla diagonale, ma il muro era piazzato bene, la tata era un po' a filo. Pecoraro alla battuta per Treviso 17-8. Pecoraro aspetta troppo forse, Gigi. Esatto, devo fare i complimenti anche da un punto di vista tecnico. Sì, ha aspettato troppo e l'ha fatta scendere e l'ha colpita bassa ed è finita in rete. Federico Vinante, giocatore di posto 4, avversario. 17-9 il punteggio di questo terzo set. Ottiene un ace. E si sono dati un po' fastidio i due ricevitori di Treviso e la palla è schizzata via. Su una battuta non fortissima, però. Siamo ritornati in diretta nel frattempo dopo qualche problema tecnico in questa. Dalla prossima partita vi garantiamo che non ce ne saranno più perché cambieremo il sistema, perché è già la seconda volta che dà qualche problema, quindi dobbiamo assolutamente sostituirlo. Federico Vinante, abbiamo perso qualche punto soltanto di questo terzo set. Secondo battuta buona per lui e secondo, diciamo, break. Sì, il tuo giro era buono, non è riuscito a ricevere, ha messo il petto e la palla a filo è stata ben gestita dall'avversario. Sì, ma cambia, questo è un computer, è Flintstone, è la suonatura. Per quello che non funziona. Del nostro Enrico Maggio, che ringraziamo per il supporto nella diretta. Vinante, out la palla per Vinante. Sì, è out, ma proprio una bella battuta. Purtroppo per lui è uscita lateralmente, ma era un gran buon servizio. Era sicuramente un punto importante questo per Portogruaro. Sì, perché gli dava ulteriormente un po' di fiducia nella rimonta. Un break comunque è stato fatto per i giocatori avversari. Vediamo adesso cosa riuscirà a fare Marco Novello alla battuta. Vediamo se riuscirà a continuare a battere in battuta come prima. Viene tenuto, si va da Spizzo, palla che ha costretto Spizzo a cadere dopo l'attacco. Ora una palla molto difficile, ma Spizzo coglie impreparata la difesa orogranata. Ho piacere perché avendolo allenato gli avevo imposto che questi palloni vanno a prescindere schiacciati, non appoggiati nel campo avversario. Si sarà ricordato di te quando colpiva il pallone? Spero di no, già danni ne ho fatti abbastanza. Moretti, ancora sulla rete Moretti, diciamo che oggi ha avuto qualche problema con la battuta. Proprio metteranno il quadratino Moretti. Chiameranno il quadratino Moretti perché la pescate sempre là. Sostituzione in casa Treviso per la battuta. Esce con la maglia numero 10 Davide Soldan, entra con la maglia numero 4 l'alzatore, un altro alzatore di volley Treviso, Nicolò Fisicaro, che è una battuta insidiosa. Vediamo cosa riuscirà a fare sul 19-12 per Treviso. Non insidiosa anche per i propri compagni. Non una buona battuta quella. No, ma proprio lancio sbagliato e palla presa proprio in discesa e doveva probabilmente aggiustarla. Coach Salvego quindi chiude il cambio e fa tornare in campo
il schiassatore oro granata Davide Soldan per ricevere la battuta di Della Nave sul 19-13. Tira forte Della Nave, ma spara out il pallone in battuta. 20-13. Noi siamo giusti sul prolungamento della linea in fondo campo, era fuori di poco. Sì, decisamente fuori, era una buona battuta anche questa, Certo. però Eravamo noi nel video check. abbiamo il video check marchiato Gigi Schiavon. Battuta di Crosato per Treviso. E attacco di Bonifante che chiude. Forse Sì, la palla presa. filo, c'era il pericolo di fare invasione oppure prendere nel campo avversario, ma è stato bravo perché ha aspettato il momento giusto. 21-13 nel terzo set. Novello 18, Della Nave 14, Cunialo 8, Bonifante 7, Moretti 7, Pegoraro 6, Spizzo 5, Crosato 5, Vinante 5. Crosato Spizzo alla battuta. Per questa azione del 22-15. Soldan, palla in 4 per Cunial. Cunial viene difeso dal libero avversario, si va in 4 in palla alta per Vinante che gioca sul mani e fuori di Pegoraro e conquista un punto. Bella palla, colpita alta, palla vagante alzata dall'opposto, insomma un po' di palleggio dignitoso e palla giocata bene proprio. Portogruaro alza la testa in questo finale di terzo set, prova ad accorciare le distanze su Treviso. Ciolin sui 3 metri, si va dietro per Novello spara decisamente out il pallone. Questa palla quando è corta così, rischiare la parallela diventa estremamente pericoloso, ci vuole una mano che probabilmente Novello avrà un po' alla volta riuscirà ad avere. Un po' di nebbia nel campo oro granata in questo momento, subito time out richiesto dai giocatori di volley Treviso. Si rientra in campo in questo finale di terzo set con Portogruaro che prova ad accorciare le distanze su un Treviso che ha condotto praticamente tutto il terzo set. Adesso siamo sul 22-17, un buon break in battuta per Spizzo che ottiene un buon risultato anche in questa ricezione oro-granata, ma poi Novello lavora sulle mani di Vinante, un money out importante. Giro la presa alta, la palla era giusta e non era corta e quindi ha lavorato la palla sulla mano esterna del muro, un bel colpo. 23-17, Bonifante per Treviso al servizio. Lavora questa volta Bonifante la palla in battuta, ma attacco importante in primo tempo di Vidotto. E non hanno fatto tanti e finalmente, se no i centrali fanno un lavoro troppo oscuro. Vidotto è entrato in questo terzo set
chiamato in causa da Gabana, attacca, conquista il punto e va a fondo campo per il servizio del 23-17. Salto float per lui su Cunial, ricevuta bene da Cunial, 4 per Novello. Bonifante chiama in causa Novello. Palla presa molto alta, tirata al diagonale, anche se il colpo non era dei migliori. Ma... Nel frattempo ricordiamo che si tornerà in Ghirada sabato 13 marzo alle 18:30 contro la tua Silvolley Trebaseleghe, Gigi. Tua perché... l'ho allenata ecco, tanti vedi. anni fa. Troppi anni fa. Palla in 4 per Vinante, che torna a essere più diciamo quadrato in questa finale di terzo set. È un ragazzo che sempre durante tutta la partita ha sempre voglia di dimostrare la voglia di far bene. Ed è Gabana, il palleggiatore avversario, che introduce la palla in gioco su Cunial. Match point Treviso, Pegoraro tenuto in difesa da Portogruaro. Si va in 4 ancora da Vinale questa volta. Palla per Della Nave che tira alto sulle mani di Pegoraro. Punto ancora per Portogruaro, 24-20. Palla, diciamo, del giocatore esperto, ha lavorato molto sul timing del colpo. 15 punti per Della Nave in questa partita. Gabana ancora al servizio e ancora match point Treviso. Vediamo se avranno lucidità i ragazzi di Zanin Salvego. Si va dietro per Novello e Novello chiede il tocco che c'è, quindi 25-20, 21 punti per Novello. Gigi, un tuo commento sulla gara? Direi che a parte l'inizio claudicante, soprattutto dovuto a una ricezione ballerina, diciamo così, poi Treviso ha meritato di vincere con battuta e attacco e muro, pressoché tutti i fondamentali migliori di Portogruaro. Gigi, ti ringraziamo per essere stato con noi. Un attimo che dobbiamo, se no largo il giorno. Non me ne Scusa. voglia Michele, ma il buon Salveo dobbiamo fare anche, se no sempre i soliti vecchiotti, insomma. Largo i giovani. Grazie per essere stato con noi, ci hai anche portato fortuna, quindi ti aspettiamo quando vuoi qui ad aiutarci in questa telecronaca. Ringrazio te e tutti, e se ci sarà una prossima volta speriamo alla prossima. Appuntamento quindi al 13 marzo contro Sivoli Trebaseleghe e buona serata.